Alla fine degli anni 80 ci furono quelli i testi considerati i primi, oppure l'inizio della letteratura della migrazione nel 1990, perché nella stessa settimana uscì sia l'immigrato di Salah Metnani, di origine tunisino, sia Io venditor di elefanti. Ecco questo libro. Che cosa avevano di particolare questi due libri? La prima particolarità è che scritti, ecco, uso il presente anche se nel 90, sono scritti a quattro mani. Ecco, a quattro mani. C'era da parte il Pappouma immigrato, il Salah Metnani che arrivava dalla Tunisia, insieme Pappouma, il giornalista Oreste Pivetta, Salah Metnani, insieme allo scrittore Mario Fortunato, che hanno scritto insieme, ecco, i primi libri considerati nati per la migrazione. Attenzione, esistevano altri testi, qualcuno che arrivava non dall'Italia di origine straniera, e qui sto parlando dell'Africa, non sto neanche parlando di autori che già dagli anni 50 che arrivavano dall'Europa dell'Est, no? Europei, che scrivevano in italiano ma non erano di lingua madre italiana, esisteva qualche somalo, no? Qualche somalo aveva scritto negli anni 80, però noi non abbiamo scelto, Pappouma o Salah Metnani non hanno deciso di dire che queste sono le prime opere. Si è iniziato a contare, a notare queste opere, ecco, a partire da questi due libri. La stampa, i docenti, i ricercatori, tutti hanno detto bene, questo siamo all'inizio. Così è stato. E chi ha scritto prima è arrivato dall'Africa, che poi ha anche il merito, ma anche chi ha scritto prima, il nome mi sfugge perché non l'ho segnato, perché mi viene in mente adesso che lo parlo, è anche un modo per dire dare a Cesare ciò che è di Cesare, no? Ecco. E praticamente parlava di sé, parlava della propria storia, no? Nel libro Io venditor di elefanti, per chi l'ha letto questo libro, Pappouma racconta a Oreste Pivetta la sua vita in Italia dall'84 al 90, quei 6 anni in cui dall'84 all'87 Pappouma era clandestino in Italia. In quel libro racconto, parlo del Senegal, Dakar dove sono nato, Abidjan dove ho vissuto, che è la capitale della Costa d'Avorio, Parigi. Ecco, racconto questo, non dico scrivo, dico racconto, perché c'è una differenza. Oreste Pivetta ha trascritto il racconto di Pappouma, perché così è stato, e mentre trascriveva, e poi vi dirò anche perché Pappouma raccontava e non ha scritto direttamente, Oreste Pivetta trascriveva, stampava e lo dava a Pappouma. Pappouma verificava il contenuto, non tanto la lingua, perché Pappouma raccontava? Perché in quegli anni Pappouma non era ancora in grado, no, di scrivere un racconto.
diciamo, di fare letteratura in lingua italiana. Apro una parentesi, c'è stato un lungo dibattito anche su quello, perché Salah Mednani racconta, dice che lui si sono messi lì, l'hanno scritto insieme con Mario Fortunato, così dice, e io ci credo. Oreste Pivetta mi dava indietro il mio racconto stampato, io controllavo il contenuto di quello che ho detto e cancellavo, aggiungevo delle cose a mano e ridavo il racconto a Oreste Pivetta. E lì c'è stato un tira e molla tra me e Oreste Pivetta, perché mentre parlavo, come lo sto facendo adesso, per esempio adesso ho citato Salah Mednani, poi quando viene stampato dici no, è inopportuno, tolgo Salah Mednani che ho appena citato, lo ridavo a Oreste Pivetta rimetteva le cose che avevo tolto. Ma perché toglievo le cose? E perché lui rimetteva alcuni passaggi? Lui rimetteva i passaggi per dire che sono molto belle, sono molto importanti, ecco, questi passaggi. Bisognava metterli questi passaggi. Però parlare di sé, no? Soprattutto in quegli anni, e parlare delle proprie umiliazioni, no? Raccontarle non era facile, perché io non avevo metabolizzato all'epoca alcune cose, li raccontavo per dire no, mi vergogno di raccontare queste cose, quindi queste vanno tolte. Lui dice no, va bene, dice no, non me la sento ancora di tirare fuori questo. Se racconto da clandestino, da venditore abusivo, sono stato arrestato questo non è nel libro, sono stato arrestato dai vigili, e quando mi hanno portato in caserma, no? Mi hanno fatto togliere tutti i vestiti nudi e mi facevano girare dentro, chiamiamola loro caserma. Lo racconto, poi dopo dici no. Per me è troppo umiliante, lo tolgo. Dici mettila, alla fine questo l'ho tolto, altre cose le ho dovuto mettere. Questo è un punto. La seconda cosa del racconto autobiografico non era solo, è vero che il titolo è Io Venezia degli Elefanti, avevo anche delle persone attorno, parlava della storia, dei miei amici di sventura, dei miei compagni di sventura. A un certo punto io dicevo, ma io ho il diritto di pubblicare, di mettere su un libro anche le loro umiliazioni, la loro vita, la loro intimità. Ho il diritto, Pacuma, di raccontare queste cose. Però io non posso raccontare senza parlare di queste, ecco, di queste persone. Ma che cosa devo mettere? Perché non è che poi dopo, io che ero quello che parlava secondo loro, secondo i miei amici, quello che parlava meglio l'italiano, secondo loro, no? Non volevo mettere tutto. Io che ero molto più in contatto con la società italiana, perché io leggevo molto, no? All'inizio, questo lo racconto, io leggevo 3-4 giornali al giorno. E come leggevo 3-4 giornali? Io sapevo che alle 4 di pomeriggio i giornali morivano, la gente aveva già letto i giornali e li buttava. E io andavo a frugare nella spazzatura, non alla ricerca di panini, ma di giornali buttati. Perché nel tardo pomeriggio la gente comunque o il giornale il quotidiano del giorno prima lo buttava, comunque lo trovavo e mi mettevo sempre a leggere che cosa succedeva, che cosa dicevano degli immigrati, che cosa dicevano di noi, ecco, sulla stampa. Alla televisione lo ascoltavo, ma anche sulla stampa dicevano, ma che cosa? Ecco, dicevano. E quando non capivo qualcosa, all'epoca quando era estate
vendevo sulla spiaggia, che cosa facevo? Quelle parole andavo a chiederlo. Per esempio, c'è Valastro, che conoscevo, che parlavamo, andavo a chiedere, ma questa parola che cosa significa? La prima volta che vedi la parola Vukumpra, ecco, sul giornale, come dire, il resto del Carlino, credo nell'87, di Vukumpra, andai a chiedere all'amico così, perché era simpatico quando andavo sulla spiaggia oppure nel bar dove andavo a vendere gli elefantini e mi offrivano un caffè, gli chiedevo, ma cosa vuol dire Vukumpra? E mi dice, ma siete voi? E dici, voi no, noi non siamo Vukumpra. Dici, sì, sì, il giornale dice che voi vi chiamate così, no? Quindi io, col fatto di essere identificato, ecco, in maniera generalizzante, di dire, i giornali dicono, voi siete questo. Ecco, a me non andava giù questa cosa, però lo potevo solo contestare con l'amico. Io mi ricordo quando ci dicevano, ma da dove venite? A volte anche in maniera, a volte era buffa questa cosa, no? Parlavamo un po' l'italiano, quindi ci facevamo capire poco, e da dove venite? Perché la gente era curiosa di sapere, ma voi da dove venite? E tu dicevi, Senegal, capitava, poteva capitare che qualcuno dicesse, ma no, ma che bugiardo, come fai ad arrivare da Senigalia? No? Quindi c'è questa incomprensione. Io dicevo Senegal e si diceva Senigalia, no? Sì, ma bugiardo, Senigalia, no, Senegal, questo forse non sapevo neanche. Quindi c'erano queste incomprensioni, oppure, no? Col fatto di essere identificato, per dire, queste sono le cose che mi hanno spinto a raccontare all'inizio, a scrivere. Prima a fare anche un video per dire noi siamo. No, quando dicevano, ah, ma no, voi siete dei Vatussi, no? Prima eravamo tutti marocchini, poi dopo dicevano, no, voi non siete marocchini, voi siete Vatussi. E io dicevo, ma che cos'è un Vatusso? E mi dicevano, ah, ma tu sei un africano e non sai che cos'è un Vatusso? No. Ecco, non tutti gli europei siano in grado di dire, ecco, chi sono i sudtirolesi, per dire, no? O i ladini, no? Non tutti gli italiani sanno che in Italia ci sono dei ladini che parlano una lingua, ecco, che questo popolo che si trova in Friuli, non lo so, in Alto Adige, esiste, non tutti lo sanno. Come fa un africano anche che vive in un posto molto più grande, continente, di sapere tutto? No. Se africano non sai che sono Vatussi. No, io veramente non lo so che sono i Vatussi. E poi dice, ah, e mi cantavano e mi arrabbiavo quando dicevano, oh, siamo i Vatussi, gli altissimi negri, ogni 2 metri, facevo, non so. Ecco, quindi il fatto di essere identificati, non avere la possibilità di dire io sono. Però era legittimo questo, di arrivare, sto parlando degli anni '80, e vedere delle persone che volevano sapere, ma tu chi sei? La gente lo voleva sapere, era legittimo. Però aveva già la risposta che aveva dato l'amico, il cugino, che gli diceva questi sono, questo, questo, questo. Quindi noi venivamo identificati, quindi non c'era un dialogo, c'era un monologo. Io lo consideravo un monologo questo fatto di essere identificato, un monologo. E io volevo rompere all'inizio questo monologo, anche se non avevo in mano, nella testa, gli strumenti necessari, no? Per scrivere un libro da solo. Quindi io volevo raccontare, dire io sono, no? Io sono, i miei amici sono. Però devo anche preservare l'intimità di queste persone che ho visto umiliare. Era più divertente raccontare anche queste cose. Allora, questo è più o meno
i motivi che hanno spinto a scrivere, a raccontare Io venditore di elefanti. Se noi andiamo a notare, poi dopo se Amos questa cosa può confermare, oppure i primi libri scritti tra il 90 e il 94 sono tutti stati scritti a quattro mani, tranne uno. Tutti quattro mani. Poi è uscito il libro sempre autobiografico di Seyd Musabba, La promessa di Hamadi, poi ne ha scritto due, il primo a quattro mani. Ci sono c'è il libro, non mi ricordo se è 90, sto dicendo 94, 95, di Nasser Shohra, Volevo diventare bianca, ecco, una donna sahrawi che racconta a Alessandra Atto di Sarro, una giornalista della RAI, volevo diventare bianca, no? Quindi tutti quei libri usciti erano scritti a quattro mani. Il motivo c'era, uno era la lingua, la seconda cosa è che le case editrici in quel momento, dato che immigrato Io venditore di elefanti, no, avevano sfondato nelle librerie, entrate anche nelle scuole, allora anche le altre case editrici avevano richiesto anche loro di avere il loro libro della cosiddetta narrativa, ecco dell'immigrazione, dove tutti quelli raccontavano la propria storia. Fino al 94 era così, tranne il libro Pantanella, Lungo canto, Credo verso la libertà, scritto da un tunisino, di cui mentre parlo cerco il nome, perché non ho tutti i nomi in memoria. Penso che si chiami Mohsen Melliti. Mohsen, il grande Mohsen Melliti, che poi ha fatto anche uno o due film, credo. Con, sì, è Mohsen Melliti, grazie, è Mohsen Melliti, però prima di tutto Mohsen, da quello che mi ha detto, l'ha scritto in arabo lui stesso, no? Una fabbrica occupata a Roma dove abitavano degli immigrati, e poi ha scritto anche La bambina delle rose, Mohsen Melliti, è il primo di questa generazione a scrivere prima in arabo, e lui stesso mi ha detto che l'ha tradotto in italiano. Dopo ha fatto la traduzione, ecco, Melliti in italiano. E poi dopo è lì che sono arrivati, dopo sono iniziati ad arrivare i libri scritti a due mani, oppure da una sola persona, no? Poi, cosa è successo? Verso il 97-98 non era più di moda, praticamente, come non fosse più di moda, pubblicare la cosiddetta narrativa della migrazione. Ma anche lì c'è anche un dibattito, c'è stato un dibattito che non è finito anche sulla scrittura autobiografica, perché dalla scrittura autobiografica si è passato anche ai romanzi, no? Qualcuno ha fatto il salto di qualità scrivendo, come si suol dire, anche fiction. Ma anche lì, se non lo dimentico, ci torno, perché è molto difficile, e gli scrittori lo sanno, è molto difficile far uscire se stesso ecco, dai propri racconti. È molto difficile. Spesso quando uno scrive, anche di fantascienza, no? C'è spesso, no? La presenza stessa, ecco, di cose, di fatti, di momenti vissuti dell'autore. E questo ci torno quando parlo anche di altri libri. Quindi, ritorno al dibattito. Perché chiamarla narrativa della migrazione? C'era anche questo dibattito molto forte. C'è uno studioso, il professore Nishi,
ecco, c'era il professore Armando Gnisci, defunto Armando Gnisci, che è morto forse 3 anni fa di Roma, dell'Università di Roma, non so se era Tor Vergata, che aveva iniziato a parlare di letteratura nascente, ecco, di parlare di letteratura nascente, no? Si è dibattuto molto, ecco, su come definire Papuma e Amor de Kiss, così come la Ebri, Mosher Pellit, no? Ma anche fuori e dentro la realtà di questi scrittori, nel mondo accademico, di dire, no? Noi dobbiamo definirle così o cos'ha. O scrittori tout court, oppure come vedere come tutti, perché se Papuma a Morbetti li scrivono in italiano, dobbiamo definirli scrittori e basta, non mettersi a parlare di togliere l'aggettivo, ecco, scrittore e basta, e non immigrato. Però qui taglio corto io quando c'è stato, ecco, questo dibattito che io consideravo molto accademico. Mi sono fregato perché per me essere definito scrittore, personalmente, della migrazione, Ducur, nascente, per me Papuma aveva poca importanza, ecco, questa definizione, per quanto mi riguardava, no? Perché la cosa che dicevo è, ma io non trovo neanche il tempo di scrivere, no? Quello che vorrei è trovare il tempo di scrivere, no? Non ho il tempo di seguire la critica, non ho il tempo di seguire. Io scrivo e basta, no? Racconto e basta, che sia della mia vita oppure delle cose inventate. Poi lascio al mondo accademico quello di definire, ma anche quando scrivevo venivo criticato del mondo accademico. Mi diceva, ma guarda che questo non ha capito quello che hai scritto, hai detto che volevi dire questo, questo, questo. E dici, bene, non è il mio mestiere io di fare. Il mio mestiere è quello di scrivere, l'altro è quello di criticare, di sviscerare. Io lo lascio criticare e sviscerare, non posso mettermi a scrivere e poi correre dentro la critica, dentro no. Io faccio quello che so fare. Il resto, anche se non sono d'accordo, uso quel termine, scusatemi, non me ne frega niente. Ecco, non è una roba, non è supponenza, non è supponenza, però ognuno faceva il proprio mestiere. Ecco, quindi, però, sul discorso della definizione aveva anche un senso, alla fine io l'ho riconosciuto, perché se Papuma arriva da Dakar, non è nato qui, arriva qua che era già adulto, che ha imparato l'italiano già da adulto, che parla l'italiano, no? In modo, nella maniera in cui uno che non è di madrelingua, perché no? Parla perché arriva da altre lingue. Noi due qui presenti arriviamo da altre lingue. Forse parlavamo 2 lingue o 3 prima di venire qua, ma non l'italiano. No? C'era Mednani, lui dice sì, che lui qualcosa di italiano sapeva perché essendo tunisino arrivava la RAI. No? Dice che in Tunisia arrivava la RAI e ogni tanto c'era la possibilità, ecco, di ascoltare anche la televisione italiana, di sentir parlare in lingua italiana. Io arrivo da Dakar dove c'è la colonizzazione francese, dove la lingua ufficiale è il francese, dove si parlano altre lingue, ma non la lingua italiana. Quindi l'ho dovuto imparare da grande. Rispetto, perché il tempo passa, Violenza degli Elefanti è del 1990, nel frattempo i nostri figli sono nati e cresciuti qui, hanno fatto le scuole qui, sono di lingua madre italiana, figli o nipoti o fratellini, no? Io ne cito 2, Cristina Ali Farà, una è Cristina Ali Farà, l'altro dopo mi viene il nome, Jabacego, no? Cristina Ali Farà ha la madre italiana, di Verona. Jabacego è nata, credo, nel 73-74 a Roma, quindi hanno fatto le scuole qui. Quindi
definirle scrittrici della migrazione mi sembra un po' anche, è vero in quel senso, no? Perché queste, anche se non raccontano, non fanno solo racconti autobiografici, queste sono neanche di seconda generazione, immigrati di seconda generazione, perché c'era anche questa definizione di dire questo è un immigrato di seconda generazione, mentre non esistono immigrati di seconda generazione, no? Esiste una generazione di immigrati, gli altri sono nati qua, cresciuti qui, o sono cittadini, oppure gli vengono negate la cittadinanza, ma non sono immigrati. Quindi quelli potevano benissimo rivendicare di dire noi siamo scrittrici, ecco qui. Quindi si è passato a nostre generazioni, non di immigrati, ma di scrittori. Era lì la differenza. Allora, che cosa è successo? Che una rivendicazione, no? Noi siamo resi conto, soprattutto quelli della prima generazione, parlando con noi, forse anche con troppa enfasi, no? Noi giustificavamo anche il nostro modo di parlare italiano, il nostro modo di scrivere in italiano, no? Come per dire, ma guardate che il francese e l'inglese, no? Anche lo spagnolo probabilmente, sono parlate nelle ex colonie, no? Anche in maniera diversa, non come si parla a Parigi, il francese, si parla in francese in Congo, oppure in Martinique, no? E non oso dire che questo non è francese. Ecco, c'è una differenza. Quindi, perché esistono i francofoni, esistono gli anglofoni, i lusofoni esistono, no? Però, qui lo dico, ma voi lo potete dire non è vero, lo potete negare, non esistevano, forse prima di noi, gli italofoni. Questo, ecco, probabilmente non c'erano, ecco, gli italofoni, no? E il tunisino, il marocchino, il senegalese, no? Che è di lingua italiana, come mio figlio, come i nostri figli, no? Quindi noi siamo, probabilmente, mettiamo tra virgolette, tolto probabilmente i somali che sono stati colonizzati, una parte dell'Etiopia dove c'erano delle scuole italiane, una forte presenza di italiani, noi qui in Italia siamo diventati praticamente i primi italofoni. Quindi noi lo rivendichiamo e poi uno può dire, vabbè, questi sono esagerati, i soliti scrittori, non narcisisti, però ci definiamo anche spesso anche scrittori dell'italofonia, perché comunque contribuiamo a diffondere la lingua italiana in altre parti, anche fuori dall'Italia. È vero che se si va negli Stati Uniti, che quando vado in Argentina oppure quando vado nel New England, no? Incontro tantissimi discendenti di italiani, però parlano italiani quelli che sono andati lì come noi, i cosiddetti nuovi immigrati, che parlano l'italiano, che vanno lì per insegnare, oppure nel mondo accademico, ma i discendenti di tutti gli italiani negli Stati Uniti, non sto esagerando dicendo Sinatra e compagnia, no? Tarantino, no? Questi non sono più italofoni, non lo sono più, quindi noi siamo i nuovi italofoni. E abbiamo anche un modo di usare l'italiano, anche se parliamo di scrittura autobiografico, secondo me nell'autobiografico, ma anche nella fiction, quando noi scriviamo di fiction, la maggior parte, e parto dal mio esempio, io non mi limito soltanto a mettere l'italiano, non mi limito anche a curare la purezza della lingua italiana. Quando scrivo, ci sono delle cose o delle parole che io, quando ci arrivo, in mezzo al testo in italiano,
io non posso non metterlo nella mia lingua materna, anche se il testo è in italiano, e questo io lo chiamo anche autobiografia. Queste parole sono alcune parole che io metto nella mia lingua. Poi dopo, più avanti, lo metto anche in italiano. Per esempio, io la parola madre, mamma, qui se vogliamo parlare di mammoni, che gli italiani credono di essere più mammoni dei senegalesi. Lì si sbagliano, poi la mamma mi dirà dalle sue parti. Se gli italiani, il maschietto italiano crede di essere più mammone, ecco, del senegalese, perché per il senegalese la madre è una roba è superiore, no? Non una cosa veramente intoccabile in tutti i sensi, no? Quindi io quando arrivo alla parola mamma, anche se scrivo mamma, lo metto anche nella mia lingua materna che è Yai. Io lo metto tutte le volte che devo, lo metto. Sono delle parole che io non posso non mettere, ecco, nella mia lingua madre. Ci sono delle cose che mi vengono, che mi sono meglio in francese, perché sono cresciuto in francese, quindi li metto in francese. Però dico che scrivo in italiano. Quindi io ci metto anche, se invento, ci metto anche il mio vissuto, no? Attraverso le lingue, ecco, che parlo. Io ci metto ben bene queste cose. E poi dopo, con una frase, oppure con un asterisco, se non è nel caso, dico, vabbè, significa questo, e basta. E dico questo perché in un racconto, questo è un fumetto tratto dal mio racconto che è uscito 2 settimane fa. È un graphic novel, un racconto che avevo fatto per Oxford. Oxford mi chiese, insieme ad altri, Tahar Lamri, che è un poeta algerino che vive a Ravenna, da altri scrittori, poeti sparsi di scrivere del Mediterraneo. E io scrissi di viventi, non di morti, di viventi che escono dal mare. E loro l'hanno tradotto in inglese e pubblicato. Ma qui, visto che era ambientato in Sicilia, anche lì, quando parla il nonno, io sono andato a cercare come parla un nonno, parlerebbe un nonno siciliano. Nel libro, non so se c'è l'autobiografica, Nonno Dio gli spiriti danzanti, qualcuno è venuto a dirmi, ma perché quando parlano le mamme africane che tu hai messo nel libro, parlano perfettamente l'italiano? Mi dico, ma come fa una mamma italiana a parlare perfettamente italiano? Io ho detto, ma no, la mamma non parla perfettamente italiano. Le mamme che sono qua dentro parlano perfettamente la propria lingua. Però è lo scrittore che fa la trascrizione in italiano. Non perché è scritto in italiano che faccio parlare a una mamma africana perché italiano, figlio mio, tu non dovrei fare, tu dovrei... No. Una mamma africana, una mamma italiana, parla bene la sua lingua italiana. Per nulla non si dice lingua madre. A questo punto, se uno scrittore americano dovesse scrivere di una mamma in inglese italiana, deve scriverla in perfetto inglese, perché una trascrizione, non una traduzione, di quello, perché le mamme parlano bene. Quindi, e me l'hanno chiesto più di una volta, ma anche persone, ma perché parlano bene l'italiano? No, non parlo bene italiano, non parlo neanche italiano. Qui bisogna mettersi nella testa che parlano la propria lingua. Poi lo scrittore dice io lo rendo in italiano, punto e basta, è semplice, è logico. Io ho visto che c'è di tutto, no? Nel mondo, ecco, in questo mondo, in questa realtà della narrativa nascente, ecco, ci sono dei giovani, non solo gli anziani, quelli della mia generazione, che si sono affermati, no? Ragazzi nati alla fine degli anni 90, ragazze nate nelle campagne che scrivono di tutto,
aiutati soprattutto dalle nuove tecnologie. Il mondo è cambiato, ci sono delle nuove tecnologie, si possono pubblicare senza passare da una casa editrice, si può pubblicare direttamente, credo, perché io non lo faccio, pubblicare direttamente con Amazon, no? Ci sono tantissimi modi, ecco, di pubblicare, quindi vengono usati soprattutto delle nuove generazioni, ecco, ecco, sul mondo non solo della letteratura sono queste ragazze. Noi, quelli della nostra generazione, volevano dialogare, no? Noi volevamo dialogare, dire ma noi siamo per rompere il monologo. Questo c'era anche nella nostra scrittura. I ragazzi nati e cresciuti qui, io vedo tanta rabbia, no? Loro vogliono anche, a volte anche scontrarsi, questi ragazzi, non solo noi volevamo dialogare, ma loro vogliono scontrarsi, perché se noi non rivendicavamo il fatto di dire ma questo è il nostro paese, questo perché abbiamo ancora una nostra nazione ideale, anche se non ci torniamo da anni, no? Tutte le volte che ci sentiamo emarginati, tutte le volte che ci sentiamo discriminati, possiamo pensare dentro di noi, tanto io ho il Senegal, o il Marocco, o la Tunisia, no? Io ho un'altra terra, un altro paese. Questi ragazzi, è diverso questi ragazzi, no? Adesso mentre parlavi è venuto a disturbarmi mia figlia, quindi ho perso un po' il filo, una figlia adottiva di origine africana, nata, cresciuta qui a Milano, quindi non ha una nazione, un paese ideale nei suoi sogni, no? Di nostalgia, dire che io ho il Senegal oppure perché non l'ha mai conosciuto. Quindi quella generazione di ragazzi adottati da piccoli, nati, cresciuti qui, se vogliamo parlare di generazione che non è corretto, siamo quasi arrivati alla terza generazione, cioè figli che nascono da ragazzi nati qua da genitori che arrivano dal Sud America oppure dall'Asia oppure dell'Africa, no? E questi, quando si sentono emarginati, quando si sentono dire che loro non sono italiani, no? Spesso reagiscono anche con rabbia, ma non solo nella scrittura. Se noi eravamo solo nella scrittura, per la maggior parte, tu che sei anche nel mondo dell'arte, no? Perché sei anche un artista, non solo uno scrittore, no? Sai che ci sono delle nuove generazioni di artisti, di architetti, no? Nati, cresciuti, no? Quindi si esprimono anche nel mondo del cinema, no? Si esprimono. C'è Zero, per esempio, quella serie di Netflix fatta da un ragazzo nato a Varese, si chiama Zero, stanno facendo la seconda serie, fatti da ragazzi, no? Figli di immigrati oppure adottati. Quindi è completamente cambiato. Qui abbiamo, no? Perché qui non sto parlando di Jussoli, no? Non sto parlando, ecco, di quello, sto parlando di ragazzi italiani a tutti gli effetti, forse con un colore diverso, che si esprimono anche nel mondo della moda, nel mondo della musica. C'è scusate se uso il termine sottobosco perché forse hanno di musicisti molto bravi, no? Di origine arabe. Altri sono famosi, altri sono meticci. Il vincitore di Sanremo si chiama Mahmoud, no? Ecco, si chiama Mahmoud, non si chiama Piero o Francesco, si chiama Mahmoud, l'ultimo vincitore di Sanremo. Quindi è un'altra Italia rispetto a quella di Pacuma e di Amondetis. E questo, per fortuna, prima parlavo di Cristiana Ali Farah e di Jabacego, che sono arrivati dopo di noi soltanto perché sono più giovani. Adesso sono arrivati gli altri, ancora più giovani di loro, e li troviamo in tantissimi aspetti nel mondo della cultura. Quindi parlo di quello. Io una volta, parlando di cinema, ho parlato con un amico molto impegnato, compagno di un senegalese, no?
E quando gli parlavo del cinema, per dire, dice, ma perché i ruoli nel cinema italiano, alla televisione, nei telefilm italiani? Io quando fanno vedere un arabo, no? Lo mettono nel ruolo di uno violento. Quando fanno vedere uno dell'Africa subsahariana, no? È vestito di roba colorate, no? Sgargiante. O fa il venditore, ma comunque, no? Veste in maniera sgargiante, no? Se mettono l'arabo, le mettono nel ruolo del cattivo. E io quando ho chiesto, ne parlavo con questa amica che ha anche una figlia, mi dice, ma perché non ci possono essere arabi, neri, no? Sudamericani che fanno i poliziotti, che fanno i carabinieri, che fanno un giudice, gli avvocati nei telefilm? E mi risponde, ma guarda che visto che nella società non ci sono, allora lei mi dice non vedo perché devo essere nel cinema e alla televisione. Io ho detto, ma i marziani non esistono. Eppure noi vediamo tanti. Allora non dobbiamo fare film sui marziani, perché i marziani non esistono, i marziani. Però ne abbiamo migliaia e centinaia di film su marziani. Qui stiamo parlando di cinema, no? Che possono cambiare, come la letteratura può cambiare, l'immagine è ancora molto più forte. Siamo in un mondo che è molto cambiato rispetto alla nostra epoca del 90, no? Degli anni 80, ma su alcune cose la società non segue. Ecco, la società non segue. Quindi anche Papum quando scrive, ancora adesso, no? Nei suoi romanzi, si rende conto che quando parla di poliziotti non mette dei poliziotti figli di brasiliani oppure dei poliziotti, un carabinieri o un avvocato, no? Iniziano a esserci qualche avvocato, si contano, ecco, sulle dita della mano. Ecco, ma anche Papum nella sua letteratura, anche se va a criticare il cinema, ecco, non mette queste cose. Ha nella sua testa ancora Papuma, anche questo noi lo dobbiamo superare, nella sua testa quando parla di poliziotti e di carabinieri, nei suoi romanzi il poliziotto deve essere il cattivo, perché questo tipo di poliziotti o di carabinieri che ha incontrato nel lontano, negli anni 80, che non è ancora uscito, anche se Papuma è cresciuto in Senegal in una famiglia di poliziotti e di gendarmi, no? Quindi anche lo scrittore, anche noi dobbiamo dare un ruolo, no? Ecco, io sto dicendo Papuma, no? Che fa questo, il poliziotto deve essere, no? Avere questo ruolo anche noi scrittori dobbiamo farlo. Se uno dice, bene, sono arrivato a un punto tale, invece di raccontare solo l'Africa, il Senegal, l'immigrazione, no? Le cose subite, il poliziotto cattivo, il razzismo, denunciare, perché facciamo anche quello. Ci sono delle cose negative, no? È vero che denunciamo perché bisogna denunciarle, no? Ma ci sono tante cose positive che si trovano anche nei nostri racconti. Per esempio qua, che è diventato un graphic novel, 20.000 viventi sotto il mar Mediterraneo. Vabbè, il titolo l'ho rubato a un certo Jules Verne, no? Che ha fatto 20.000 leghe sotto il mare. Qui, quando mi hanno detto, ci hanno detto, ma scrivete del mar di Sicilia. Io ho detto, ma perché devo scrivere di morti, no? Di gente che muoiono nel mare? No, io scrivo di una roba positiva, di persone che sono finite in fondo al mare ma non muoiono, che escono, no? Ecco, che escono dal fondo del mare, no? Manderò il racconto, lo manderò al signor Valastro, manderò il racconto, ecco, del mar di Sicilia. Che cosa succede quando arrivano, no? Lo manderò il racconto. Poi il fumetto è una sintesi, ma manderò un racconto, no? Ecco, quindi
C'è di tutto, ci sono degli aspetti positivi che raccontiamo e questo è molto positivo perché se 20.000 persone vengono salvati dal fondo del mare e vivono ancora, un po' fantascientifica, da un gruppo di ragazzini di 13 anni e di 9 anni col nonno, no? Che li salvano per il tiro dell'acqua e li trovano vivi. E quando dice alla fine il nonno, quando dice alla fine, scusatemi, dice ai nipoti, ma i nipoti dice, ma nonno, 20.000 persone dove li mettiamo? La nostra casa è piccola. Allora gli dice, forza bambini, bisogna sentire tutte le famiglie di Lampedusa, i sindoni, i palmisano, i giardina, i pipitoni, i mangano, i maravento. E dice alla figlia, chiamali. E vede la figlia che dice, nonno, ho già fatto. Dice, ma come hai fatto? Non hai telefonato. E dici, ho usato il mio tablet, no? Ho mandato un messaggio al mio tablet. Gli ho mandato, no? Ecco, quindi, ecco, c'è di tutto. In questo, e poi rispondo a un'altra domanda, in questo si parla della cultura, non solo la traduzione di Dante, ma anche di a Ravenna Teatro, come sono stati accolti dai ragazzi che vendevano sulla spiaggia e sono andati gli attori del Ravenna Teatro delle Albe, e li hanno presi dalla spiaggia e li hanno fatto diventare degli attori di teatro, no? Quindi c'è di tutto, come dicevo prima. E visto che parliamo adesso di 3 generazioni, forse la prima generazione siamo noi due, io e Amor, no? Ci sono diverse generazioni e ognuno, no? La generazione attuale ignora di quello che è successo con le altre. Ecco, quindi ci sono vari aspetti. Poi se Pap Kuma è qua, un'altra cosa positiva, Pap Kuma è qua, che parla da più di un'ora e voi ascoltate, perché Pap Kuma ha avuto qualcuno dall'altra parte che ascolta. Perché Pap Kuma, quando ha scritto in italiano, i senegalesi, non dico il Senegal, i senegalesi che erano qui non erano in grado, o pochi erano in grado di leggere in italiano. Quindi se il libro è stato diffuso, se il libro è finito nelle scuole, è diventato un libro testo, e grazie a chi? E grazie agli italiani. E tutte queste cose, no? Non è grazie ai senegalesi, non è grazie ai... no, è grazie agli italiani, grazie all'insegnante italiano, grazie a Oraste Piretta. Quindi c'è stato una sorta di alleanza di cultura, non dico di civiltà, perché di cultura, per poter stare lì a parlare